Qui erano abituati ad avere i prati, tenere i prati tutto pulito. Vedendo passare le ruspe, tirare giù tutti i prati, mi ricordo mio padre e mio nonno che quasi quasi facevano le barricate per non avere queste robe qui, perché hanno detto qua portano via tutto, ci fanno il disastro e quindi hanno preso, però dopo arrivando al lavoro hanno detto ma è un po' da tener conto sta roba qui, perché prima abituati dovevano andare all'estero, dopo avere il lavoro qui sulla porta di casa hanno detto ma... Però il primo momento è stato un po' traumatico anche per loro, che mi ricordo guarda, benissimo che c'era mio padre e mio nonno soprattutto che quasi quasi andava con la forca a fermarli, perché ha detto qui ci stanno portando via tutto. Invece dopo per noi è stato, come ti dico, è arrivata la luce, l'acqua, la strada, tutto insomma, il benessere, ecco, si può dire, rispetto a prima. Perché prima dovevamo andare a prendere l'acqua giù nella Silisia, che è un torrente qui sotto, a basso della diga, e portarla su per bere. Quindi dopo invece adesso, quella volta già nel 60 ci hanno portato subito l'acqua con l'acquedotto, insomma, e anche la luce e anche le strade. Qui a Selva invece mi ricordo che c'era il Lu del Chiap, dicevano, che è sotto il lago adesso, poi c'era il Sisilan, allora mi ricordo delle persone che erano lì, perché sono andate via nel 67-68. Dopo il lago è venuto su, ha cominciato a crescere nel 65, però le persone fino al 66 abitavano ancora lì, più di qualche famiglia, ecco. Avevo 5 anni, 5-6 anni, ecco. Ma quella volta mi ha fatto un po' di impressione perché vedendo prima la valle che era vuota, già il muro, quando hanno fatto il muro c'è stato uno shock insomma da dire, Dio, buon, cos'è sta roba qui che prima andavamo giù al pascolo perché avevo anch'io le capre, le pecore, andavo giù con mio papà, con mio nonno, andavamo giù a pascolare e dopo trovandomi questo muro davanti mi ha fatto un po' di impressione. Poi quando ha cominciato a crescere il lago proprio, vero e proprio, ho detto ma mi ha dato come la sensazione di vedere un prato grande perché è verde. Ho detto ma Dio, sì, mi ha fatto un po' di impressione insomma. Mio padre era in polveriera, ha fatto 5 anni su come guardiano della polveriera. Dopo c'era mio nonno che anche quello lavorava in polveriera e dopo qua erano quasi tutti occupati, perché prima andavano tutti quanti all'estero, erano emigranti e quindi andavano via quasi tutte l'estate e tornavano solo d'inverno, mentre dopo hanno cominciato a rimanere qui e lavorare qui in zona con i lavori delle dighe. Gli operai in gran parte erano meridionali, erano abruzzesi e calabresi, c'erano tanti. Io mi ricordo di diverse persone perché abitavano anche nelle case qui, che avevano alcuni portato anche le famiglie, avevano portato i figli che andavano a scuola anche qui in zona e a scuola ci facevano parlare in italiano. Poi nei pomeriggi ci si capiva insomma un po' loro, un po' noi, ci si capiva perché qui la scuola era a Staligial, dovevamo andare su a piedi e lì facevamo la scuola insomma. Noi eravamo una ventina di bambini perché qui c'erano tutte le borgate quella volta che erano abitate e quindi le persone sì, si arrivava insomma a capirci ecco, fra noi. Quando si era qua si era abbastanza amici, compagni di scuola in pratica. Si giocava normalmente, loro avevano i suoi giochi perché noi avevamo ancora quella volta avevamo giochi che venivano fatti a livello più, come si chiama, non avevamo né computer né macchinette né niente, si giocava al nascondiglio, al tiro con la scarpetta del diavolo, si facevano dei giochi un po' vecchi si dice, ecco, ai suoi tempi e negli anni 60 erano quelli. E quindi le persone venivano, sì, dormivano in gran parte nelle baracche qua sulla Stali Rose,
che è una borgatina qui sopra, avevano fatto queste baracche dove avevano le mense, avevano i dormitori e quindi vivevano tutti quanti, sì, in zone insomma. Tante persone che sono venute qui hanno sposato anche le persone che vivevano qui, quindi si sono ammogliati con delle mogli che erano proprio residenti in questa qui e si sono anche trasferiti qui, perché anche ho due zii che sono venuti a abitare qui in zona, che erano trentini, sono venuti a abitare qui. Due zie si sono sposate con trentini, dopo c'era Chievolis, proprio il capo ingegnere che faceva i lavori, si è sposato con una di Chievolis. Era il direttore dei lavori delle dighe, qua di Selva di Cajul. Poi altre persone ce ne state diverse, insomma. Forse le ragazze erano un po' prese dalla novità delle persone da fuori, perché sai, venendo dalla città avevano già qualche, un po' differente dagli uomini di qui. Ecco, quindi probabilmente è stato il motivo per cui si sono lanciate, insomma, a trovare questi ragazzi. Ma perché qui probabilmente una volta c'era solo il lavoro manuale, i terreni, le capre, le pecore. Dopo hanno visto un po' che queste persone, un po' venendo dalla città, che avevano altre idee, altre... e quindi si sono lanciate con loro, sicuramente. Io avevo sempre quello nello stomaco di rimanere qui in zona, perché ho sempre avuto passione. Andavo a scuola a Maniago, prima andavo a scuola a Meduno alle medie, poi andavo a Maniago e venivo a abitare qui. Venivo su a piedi da Chiulis e venivo su a abitare qui. Anche se mio papà quella volta aveva preso una casetta giù a Maniago perché anche lui voleva andare via da qui. E invece dopo abbiamo resistito e siamo rimasti qui. Io la mia infanzia sono sempre stato qui, anche se andavo a scuola, io quando arrivavo era sempre sulla diga, era la mia passione, ecco, proprio sono nato con la diga e mi ha portato nel cuore la diga. Quando è stato il momento ho fatto richiesta e sono entrato. Ho fatto diversi anni sia a Cajul che qui a Selva e niente, il mio lavoro consisteva, noi facevamo turno, facevamo 8 ore ciascuno, sia di giorno che di notte, perché la diga deve essere sorvegliata e niente, è stato secondo me il cuore che mi ha portato, ecco proprio. Perché qui le famiglie che sono rimaste qui in valle, soprattutto in questa zona qui, sono quelle che hanno lavorato, che lavorano qui nelle dighe. C'è stata poca gente, c'è stata poca spinta da parte delle amministrazioni del comune, perché in altri comuni, sono quasi tutti di un altro comune, perché sicuramente li hanno spinto, perché la gente, ecco, quindi la risorsa che avevamo per poter tenere qualche famiglia in più, secondo me, l'abbiamo bruciata. È colpa dell'amministrazione comunale, perché dovevano imporre che la gente doveva essere del posto. Invece io sono rimasto un altro a Chievolis, che abita ancora qui, uno a Faidona che abita ancora lì, il resto non c'è nessuno da qui. Quindi le persone sono andate via sicuramente. E se fosse stata senza la strada, senza l'acqua, sarebbe stato come fosse niente. E così sarebbe stato abbandonato tutto. Secondo me, forse mi sbaglierò, ma secondo me la montagna torna buona. Torna buona e penso che venga ripopolata ancora. Non so in che maniera, ma sicuramente perché ormai nelle città la gente non vive più. Cercano di andare fuori, come dicevi tu, lì dopo, soprattutto dopo il Covid, ha capito che non si può rimanere, cioè anche vivere qua, non è che sia proprio per andare a lavorare anche da Chievo a Maniago, non è che sia una distanza adesso con i mezzi che ci sono, ecco.
quella volta sicuramente si doveva andare via. Adesso secondo me ritorno più